Euroregione News. CISL FVG dalla sveglia alla politica regionale. La CISL del Friuli Venezia Giulia presenta la lista della spesa alla regione e chiede, almeno sulle cose che si possono fare, un'avanti tutta. Dai vertici cisilini riuniti nell'esecutivo di Palmanova la richiesta di accelerazione e di concretezza. Molte partite sono ancora al palo nel settore della sanità, precisa il segretario regionale Fania, mentre si continua a discutere di contenitori, di aziende e di come articolare sul territorio l'offerta ospedaliera. Perché aspettare oltre per unificare il 118? Perché aspettare ancora per il riordino dell'area materna infantile sulla base dei dati nascita già raccolti? Oppure perché ancora aspettare per i piani della prevenzione sull'oncologia? L'impressione, commenta il segretario della CISL, è che su molte questioni ci si stia ingiustificatamente attardando, perdendo del tempo prezioso. Stesso pressing anche sulla gestione delle crisi. Attendiamo ancora, esorta Fania, la convocazione dei tavoli di crisi per affrontare non solo le emergenze in corso, tavoli che devono vedere seduti sindacati e politici e non essere demandati ai tecnici. Così come serve la conferma degli ammortizzatori sociali in deroga anche per il secondo semestre del 2014. Mai come quest'anno poi l'assestamento di bilancio sarà determinante per gli sviluppi della spesa regionale. La CISL chiede quindi un confronto a stretto giro sulle variazioni che dovrebbero andare in aula già a maggio. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.